Sei in diretta. Ok. Noi degli studenti abbiamo indetto questo sciopero perché il diritto allo studio non è più garantito. Abbiamo formato un manifesto che è diviso in edilizia, trasporti, didattica di visualizzazione e inclusioni sociali. Diritti fondamentali degli studenti non ci vengono più garantiti. Edilizia, da poco alla sede dell'Euclide è crollato l'auditorio, ma in tante sedi non possiamo entrare per colpa della pioggia. Trasporti, tantissime scuole molti studenti non possono neanche arrivare a scuola per colpa dei trasporti del tutto inefficienti. Didattica di digitalizzazione, durante la DAD abbiamo visto come ci sia stato un livello tra zone dell'entroterra sardo per il fatto che Ciao mamma! per il fatto che le cose che fornisce la scuola come computer non sono efficienti. Ormai il diritto allo studio non è più garantito perché ce lo dobbiamo pagare noi da soli. L'inclusione sociale per colpa del patriarcato non è più garantita e non possiamo più fare così. Noi siamo scesi in piazza come noi degli studenti per rivendicare questi diritti fondamentali che non ci vengono più dati. Ok.